Adesso siamo in Piazzale Cialdini e le panchine mancano. Non so se sia perché devono terminare probabilmente i lavori, spero. È il nodo principale del tram di Mestre, il centralissimo Piazzale Cialdini appena dietro Piazza Barche, all'incrocio con Via Podecime e Viale San Marco. Mercato settimanale a parte, qui quotidianamente è tutto un via vai di gente in attesa del tram. Quelle che fanno fatica a stare in piedi allora hanno bisogno. Anziani, giovani, meno giovani, tutti in piedi tranne 3 persone. Non possiamo considerare 3 posti a sedere lì come panchine in attesa del prossimo tram. Pertanto sì, mi auguro che possano installare delle belle panchine dove le persone possono sedersi in attesa che arrivino i mezzi pubblici. In effetti sì, la necessità ci sarebbe in concreto di aumentarne il numero, insomma la quantità. Sei un anziano stanco che ha necessità. Perché dice gli anziani ne hanno maggiormente bisogno? Ma secondo me sì, no, diventiamo tutti vecchi, no? Il messaggio a sindaco e assessore di reparto. Provare ad attendere il tram e l'autobus quando l'hai appena perso, soprattutto se piove o se c'è freddo o se hai fatto una giornata di lavoro pesante. Siamo ormai rassegnati. È una brutta cosa però. È una brutta cosa, questo è vero, però ormai è un degrado costante, Mestre sta scendendo sempre più.